Per il Tigipotto anche abbiamo dalla sede del coro dell'Oreggia de Hoi, con la maestra Avanzini, grande soprano, per dire che è un grande soprano, e una domanda, ma che il coro che galvita negli ultimi anni delle trasformazioni a livello di musicalità? Sì, in questi ultimi 5-6 anni che ho preso in mano questo coro, appunto, ho voluto rinnovare quelle che erano le armonie, sì, le armonie dei canti, tenendo intatta ovviamente la melodia, quella è rimasta intatta, perché comunque proponendoci in sala da concerto, proponendoci vicino a altri cori popolari, avevamo bisogno di una linfa, un vigore per quanto riguardava la musicalità, e quindi ho pensato di rinnovare i canti sotto questo aspetto. Ecco, me voi intite una era bravissimi, sicuramente mancano qualche elementi che arguto che dovrebbe essere rinnovato. Siamo un coro misto, quindi voci femminili, voci maschili, perché comunque anche i canti stessi del popolo richiedono questo equilibrio di voci. Sostanzialmente, come tutti i cori, avremo bisogno comunque di voci gravi, bassi, e anche tenori, insomma, anche se comunque siamo abbastanza completi perché siamo una trentina, però insomma non basta mai l'elemento, diciamo, della voce. Allora per fare l'appello che chi che ha bisogno di fare intila la OU, i perniche del coro dei bien dell'Oreggia de Hoi, e cantare che le famose canzoni che erano oltre le serenade, ma le canzoni tradizionali di osteria, che le belle canzoni che intiano oltre cantando all'Alcamonego, ma anche in provincia di Brera. Ho fatto un CD, e questo CD raccoglie una decina di canti, ci sono anche canti dialettali, e niente, vogliamo portare avanti la tradizione del popolo camuno e dei canti anche tipicamente biennesi, perché alcuni vengono veramente, sono di questa zona. Direttrice del coro Avanzini, almeno male che la dice una parola, perché non c'è neanche una televisione un po' curiosa, va in tutte le grandi novità che stasera è che insomma agora della musica del canto dialettale, che è una bellissima roba. Voglio dire, sì, che ci dice che quante canzoni e dopo per niente comprare. Sono una decina di canzoni, e noi abbiamo un sito www.coroleoreggiadehoi.it, e lì stiamo anche valutando di comunque acquistare attraverso online, anche lì potrebbe essere un'occasione, oppure direttamente nella sede del coro, e comunque ci sono tutti i recapiti sul sito. Sul sito ci sono numeri di telefono, ci sono indirizzi, contattate attraverso il numero di telefono e poi vediamo, insomma, come possiamo fare. È molto interessante, ve lo dico. No, infatti ha ragione, è che vuol dire che il merito che è un'intervista tutto particolare, insomma, il Tigipotto. Dopo la fine di questa intervista, la maestra la gara fa minti un po' dei canti di queste brasi che canta con quella bellissima mauchiga, e voglio dire, ma il costume che è in fotografia, lì c'è patendo che il costume che... Dall'evoluzione del coro è nata l'idea di trovare un costume che richiamasse le origini camune, quindi attraverso la ricerca della professoressa Tovini dell'Accademia di Brera, commissionati dal comune di Prestine su indicazione di un manoscritto del Settecento del Monte della Pietà, sono nati dei costumi, uno maschile e uno femminile, e con le dovute semplificazioni ovviamente, perché comunque l'originale è quasi impossibile avvicinarsi, perché è diciamo costruito sotto aspetti, diciamo, naturali, quindi, e ci siamo ispirati a questo progetto. Al suo presidente del coro Giacomo Scalvinoni le domandava, ma che il coro che ha difficoltà a mantenerlo in vita, oppure GIF sostegno da parte degli enti locali e delle amministrazioni? Ma principalmente ci autofinanziamo in piccolissima parte noi, un sostegno fisso da parte di enti locali o provinciali o regionali non ne abbiamo, se non facendo in alcuni casi, però rari, richieste di contributo in cui
ci viene erogato, se no principalmente diciamo in piccola parte ci automanteniamo, però siamo sempre in ricerca di finanziatori che ci danno una mano sia per, come è stato per il vestito, come per il CD e per altre uscite che faremo, iniziative che faremo. Ecco, me adesso dice la regione ancora dica quantomeno insomma, la bella idea di dare un bel contributo per mantenere in vita, ecco. Dovrebbe, grazie ma una mano al Comune di Vien per darci una mano sia per il vestito, però a noi direttamente no, al Comune per noi. È in programma GIF delle uscite col coro dell'Oreggia de Hoi per l'estero o per l'Italia? Per l'estero per il momento no, per l'Italia stiamo vagliando una serie di possibilità, per il momento qui al nord Italia, in paesi che diciamo si collocano nel gruppo dei borghi più belli d'Italia, che potrebbero avere una caratteristica simile alla nostra, e stiamo vagliando per proporci. Era qual la canzone che ti piace di più dialettalmente parlando? Anche quella che mi canta prima, è bella, quella delle più tese, è bella. Ne mandano una canzone. Ma chi è la che ti preferisce? Poi c'è la mia è una canzone preferita. E tutte belle? Canta anche quando con due bocche, canta con la sete, canta in due bocche, è bel cantare, o dar via il tesuano, o dar via il cuore. Bravo. E il tip che la ghetegna al coro è un tip prezioso per lei? È liberatorio per me al coro cantare. La bella compagnia, una maestra in gamba, perciò le belle, ecco le belle. Cioè l'empatip. Cioè, certo che l'empatip, un bel pahatip. Cantare è un bel impegno, la Andrea il marito? Ah, lui l'arrangia, che mi ho bisogno di nutrire, ormai. E vi come fa delle forne da Vien? E subito, lampanti. Noi due cantanti di Irta, lui me lo Irta ascoltando. Va bene. Invece la Shuron che fa una domanda, cantalo con che U? Soprano. Primo soprano. Gli piace una canzone particolare? Al Chiaro d'un Cerino. Chiaro d'un Cerino. Magari me la sentiranno dal disco perché adesso
vedrà come lei, ma penso che faremo tutte le canhuste here che. Ecco, adesso una domanda argota no? Che impegno gel a de fare bien perché me ha che hai mie de bien. Me sere de osem. Però sono sposata bien e sono fortunata perché bien dis che sposare giù de bien è una fortuna, mentre le fonde no. Con mia bel dialetto de bien, distem sposare a non de bien, ma esatto. Però no, le belle al coro e mi piace anche perché mi dà la possibilità di conoscere un po' del paese che prima conoscevo mia e quindi di integrarmi. È un po' svago insomma. Ma sì, è un passatempo, ma è anche un impegno se ottieni dei risultati. Mi cantavano in dire ferramento? È più per cantare. Le meno faticua. Le divertire insomma, sta in compagnia e tira fuori che le belle canhucche. È più un divertimento. Dopo quello anche fa padelle in ogni tanto. Ecco. Bravo. Chiede la canzone che lui ha una canzone di cuore. Che canhute piacciono di più? Dammela ancora una volta, sarà per l'ultima volta, non te la cercherò più. Ti fate scher. Vuoi che la ciaculà in dialetto delle quinte, adesso la gada di argota anche in dialetto. Che il coro che maestra che diceva che lei un momento fa? Allora, che me che do allà d'improvvisare, lui canta con pasciù. De più di quando me che fa prima voce, seconda voce, terza voce, quarta voce, sì, quattro, no? Ma allora quando canta con pasciù mi avvio il cuore anche a me. Conosce Giulia che è un burlone, e allora che l'ha tirato velo al hoccioli del Nac, mi ha fatto fare un po' di intervista e dopo che tiriamo che la bella canunina lì è un po' originale. Vabbè, come i puditi, i hinti e i di, chi de bien è ospitali, allegri, simpatici, è una bella compagnia, il coro è meraviglioso. Da bien, nella sede dell'Oregge de Hoi, per il TG Poto, una televisione curgiusa in dialetto, le tut, in vehaludo, ciao, arrivederci, alla prossima.